Che in realtà troviamo a Sestri Levante? E qui a Sestri Levante abbiamo diciamo una rappresentanza di eccellenze del territorio, perché le nostre imprese sono come sempre state selezionate e hanno portato qui alcuni esempi che riguardano diciamo, tutta la sfera della tradizione culinaria ligure, e quindi troveremo chi produce piatti o attrezzature per realizzare determinati tipi di pasta, quindi lo strumento di base, a chi si occupa di produrre le materie prime e infine a chi si occupa di trasformare queste eccellenti materie prime e portarle in tavola. Quando saranno accessibili gli spazi espositivi, cosa sarà possibile fare il visitatore perché deve venire a Sestri Levante? Allora, le persone devono venire a Sestri Levante anzitutto perché è un posto meraviglioso, abbiamo anche la fortuna di avere a disposizione un weekend meraviglioso di sole. Deve venire a vedere cosa siamo capaci di fare sul nostro territorio, che non è assolutamente banale, e deve venire a toccare con mano come stiamo ripartendo. Che in questo momento credo che sia la cosa fondamentale, perché noi l'anno scorso questa manifestazione non abbiamo potuto portarla in piazza. Ovviamente i motivi li conosciamo tutti, quest'anno ci siamo prodigati per riuscire a riprendere la manifestazione e devo dire che c'è stato molto impegno perché tutte le nostre imprese soffrono per adeguarsi ai nuovi canoni e ai nuovi metodi di lavoro ai quali siamo costretti per i protocolli sanitari, per tutte queste cose che spesso viviamo come un peso, ma in questo caso devo dire che ci hanno consentito di portare in piazza la manifestazione, tant'è vero che qui il pubblico potrà assolutamente entrare se munito di Green Pass. Era ovviamente l'unica modalità per poterla fare, ma diciamo che si fa di necessità virtù, perché senza questo strumento non saremmo qua oggi.